Buongiorno a tutti ragazzi, ieri sera alcuni aerei che stavano atterrando a Torino sono stati dirottati per altre destinazioni a causa di un forte nubifragio che è avvenuto ieri sera. In effetti molti aerei che arrivavano da Napoli a Caselle, da Fiumicino a Caselle sono stati mandati a Genova oppure altre parti. In effetti il maltempo era molto esagerato e ha anche causato tanti danni nel capoluogo piemontese. Molti rami, gli alberi che sono volati via, anche molti amici miei di Torino me l'hanno detto su WhatsApp, perché molti alberi sono caduti niente meno che all'altezza dell'uscita di Caselle. Quindi diciamo che molti amici miei abitano da quelle parti e hanno detto che davvero è successo di tutto, volavano alberi e rami, un casino. E molti aerei purtroppo aspettavano un nostro amico che doveva arrivare. Purtroppo invece di scendere a Caselle è sceso a Genova, quindi il volo ha cambiato giustamente direzione a causa del vento forte e del forte maltempo. Quindi diciamo che ogni giorno il tempo ci meraviglia sempre di più, o fa troppo caldo o succede il casino come ieri. Ieri molte città del nord ha fatto un po' di pioggia, però quella vera veramente è attesa per oggi, quindi il maltempo è per stasera e domani, che ci sta un'allerta meteo. Sul Trentino Alto Adige era sì arancione, e invece su tutte le altre regioni che erano Friuli, Lombardia, Piemonte e Veneto è gialla. Quindi massima attenzione ragazzi, lo ripeto, già ieri avevo fatto proprio un video su questo. Ciao Patti, ciao. Quindi ieri a Torino ragazzi sono volati gli alberi. Molti amici miei mi hanno scritto stamattina, stamattina ieri è successo davvero di tutto. Dovevamo prendere un nostro amico a Torino Caselle e invece siamo andati a Genova a prenderlo, quindi un casino nel casino. Vabbè ragazzi, comunque non ci stanno feriti, non ci sta nulla, solo tanta paura e molte persone che dovevano andare a Torino Caselle purtroppo sono scese a Genova. Questo è l'inconveniente. Mo chi è venuto col treno e chi, come i miei amici, è andato a prendermi. Quindi ragazzi, vi auguro una buona giornata e come sempre ci risentiamo quando ci sarà qualche notizia un po' come dico io particolare. Ciao a tutti e buona giornata.